Carissimi, ancora qua un'altra domenica di nuovo a lodare e adorare il nostro Signore Gesù. E oggi non è una domenica esattamente come tutte le altre, no? Ovviamente la priorità è che noi siamo qua per incontrare il nostro Signore, ma siamo anche in una domenica particolare perché siamo nella domenica della festa della mamma, no? Tutto il nostro culto, la nostra lode, la nostra adorazione ha anche una componente per onorare questa figura delle nostre famiglie, che è una figura importantissima, che veramente ci ha fatto crescere, ci ha fatto bene durante tutta la nostra storia, no? E quindi siamo qua anche per onorare le nostre mamme. E non posso fare a meno di ricordare, ma soprattutto di onorare una mamma che è descritta nella parola di Dio nell'Antico Testamento, che è una mamma che veramente mi tocca il cuore per la sua attitudine. Sicuramente è una mamma di cui noi abbiamo già sentito parlare, ha lo stesso nome della mia mamma, che è mancata qualche anno fa, si chiama Anna, e questa mamma aveva un cuore veramente dedicato alle cose di Dio, no? Voi sapete che la storia di Anna è una storia particolare perché lei era una donna sterile, aspettava da tanto tempo di avere un figlio. In Israele antico essere sterili era quasi come essere maledetti da Dio, e quindi il desiderio del suo cuore era quello di poter allevare un bambino, avere questa benedizione da parte di Dio. E a un certo punto Dio, nella sua disperazione, nella sua angoscia di essere sterile, ha toccato il suo corpo, e quindi Dio ha deciso di dare a lei questo figlio tanto desiderato. Ma la cosa interessante che lei ha fatto quando lei è rimasta incinta, quando lei finalmente ha avuto questo bambino, è quella di dedicare questa creatura, questo piccolo, completamente all'opera del Signore. E c'è un testo biblico che si trova in 1 Samuele, capitolo 1, versetto 27-28, che dice così: pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore finché vivrà. Egli sarà donato al Signore, e si prostrò là davanti al Signore. Che coraggio, che cuore che aveva questa mamma. Lei aveva capito che tutto quello che lei aveva, tutto quello che Dio gli aveva dato non apparteneva a lei, apparteneva al Signore. E lei ha avuto il coraggio di portare questo figlio al Tempio, affidarlo nelle mani del sommo sacerdote, e questo figlio, questo piccolo, probabilmente di pochissimi anni, è rimasto al servizio del Signore per tutta la vita, diventando uno dei più grandi profeti del popolo di Israele, e questo figlio si chiamava Samuele. Che mamma straordinaria, una mamma che non ha riversato sul figlio i propri sogni, i propri desideri, ma lei sapeva che tutto quello che lei aveva apparteneva al Signore. Io ringrazio Dio per l'esempio di questa mamma. Ci sono tante mamme così nel mondo, che veramente hanno a cuore l'opera di Dio, sanno che i propri figli non appartengono a loro ma appartengono a Dio, e quindi il mio augurio a tutte le mamme di oggi è che tutte le mamme possano avere lo stesso sentimento che ha avuto Anna in quel tempo. I nostri figli, i vostri figli non appartengono al Signore, appartengono a Dio, e che il Signore possa veramente liberare il vostro cuore da qualsiasi preoccupazione, perché oltre che ad avere una madre come te, c'è un padre che ancora di più ama tuo figlio, ama i nostri figli. Che il Signore ci benedica in questa domenica speciale, riservata prima di tutto a Dio, chiaramente, come abbiamo detto all'inizio, ma anche a tutte le mamme, e che Lui possa accompagnarci durante tutto il nostro culto. Che il Signore ci benedica. A fra poco lascio la parola alla lode, all'adorazione e gli auguri che le nostre chiese vogliono fare
a tutte le mamme che sono parte della nostra comunità. Ciao a tutti! Oggi vi presento la Valentina. Facciamo un video superiore. Ciao! Perché noi facciamo il video per la festa della mamma. Trattiamo bene le mamme per farle molto bene. E le nostre mamme sono così carine. E andiamo bene le nostre mamme, facciamo bene le nostre mamme, facciamo tutte bene le nostre mamme di questo paese. E che noi facciamo molto bene perché noi siamo bambini. E allora noi facciamo tutti bene. Un bacio, ciao! A scuola ho imparato tantissime cose, alcune fantastiche e altre curiose, ma l'amore e la vita, chi ha alto una spanna lo puoi solo insegnare tu, mamma. Buona festa della mamma! Mia cara mamma, voglio regalarti tutto il mio amore, insieme a molti baci. Voglio rispettarti, sempre obbedire, consegnarti il cuore e tanti fiori. Consegnarti il cuore e tanti fiori. Mia cara mamma, voglio regalarti tutto il mio amore insieme a tanti baci. Voglio rispettarti e sempre obbedire, consegnarti il cuore e tanti fiori. Consegnarti il cuore e tanti fiori. Mia cara mamma, voglio regalarti tutti il mio amore insieme molti baci. Voglio rispettarti e sempre obbedire, consegnare il cuore e tanti fiori. Consegnare il cuore e tanti fiori. Auguri a tutte le mamme. Grazie mamma, se fossi un pittore dipingerei un quadro con tutti i colori del creato. Sotto scriverei: mamma, tu sei il più bel tesoro. Oggi è la tua festa, ti offro baci e fiori. Grazie mamma per il tuo immenso amore, stringimi forte al cuore, la vita insieme è bella, io sarò il tuo cielo azzurro e tu sarai la mia stella. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore tuo Dio ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Mamma, ti amo. A scuola ho imparato tantissime cose, alcune fantastiche e altre curiose, ma l'amore e la vita a chi è alto una spanna li puoi insegnare soltanto tu, mamma. Che cos'è la mamma? Chi lo puoi mai dire? La mamma per il bimbo è come il cielo, un gran giardino azzurro dove fiorire. Vede le stelle dal lucente stello. La mamma è il fuoco che gli dà calore, è sollievo né male né dolore. Sei tutto questo, mamma, per me. Ed oggi il mio cuore canta. Auguri, auguri anche a te. E io ho fatto un regalino per te. Ah, grazie mille. Anch'io, mamma. Grazie mille. Auguri a tutte le mamme. Da Proverbi, capitolo 31. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei,
ed egli non mancherà mai di provviste. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda. La grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Ma quanti miracoli Dio ha fatto come la manna e li fa ancora, lo so io, perché mi ha mandato te mamma. Sai essere in tanti posti, col sole, la pioggia e col vento. Lavori, stiri e fai gli arrosti, però nello stesso momento. Grazie mamma per tutte le cose che fai, anche quella più piccola, lo sai non la scorderò mai. Ancora grazie mamma
fantastica e così per sempre sarai. Mamma, ti voglio bene. Ebrei 13:20. Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli e dei secoli. Amen. Ogni mattina, nuove sono le misericordie. Ogni mattina, nuove sono le misericordie. Ogni mattina. Guardate i cieli nei campi, contemplate gli uccelli in cielo. Prende cura il Signore con amore e fedeltà. Non lavorano i campi, ma riflettono la gloria del Padre ogni giorno, ogni mattina. Ogni mattina, ogni mattina, nuova è la nostra speranza. Ogni mattina, ogni mattina, ogni mattina, nuova è la nostra speranza. Ogni mattina. Così come il Signore nutre la sua creazione, veste i gigli nei campi di bellezza e splendore. Prende cura delle vite, soddisfa i nostri bisogni ogni giorno, ogni mattina, ogni mattina, ogni mattina, nuove sono le misericordie. Ogni mattina, ogni mattina, ogni mattina, nuove sono le misericordie. Ogni mattina. Carissimi, eccoci qua adesso per meditare sulla parola di Dio, su quello che il Signore ha messo nel mio cuore questa settimana e che veramente mi ha incoraggiato tanto e spero che possa incoraggiare tanto anche voi attraverso quello che mediteremo. Il testo che il Signore mi ha lasciato si trova in Geremia capitolo 33 dal versetto 20 in poi e ci parla del patto che Dio ha fatto con il suo popolo, che al tempo ovviamente era Israele, ma che oggi noi possiamo estendere alle nostre vite, alla Chiesa, alle nostre famiglie,
perché il patto di Dio è un patto eterno, è un patto che oggi noi possiamo dire che è stato firmato col sangue di Cristo. Il nuovo patto è ancora più forte dell'antico patto che Israele aveva con il Signore. Ok? Quindi dal versetto 20, capitolo 33 di Geremia, la parola di Dio dice così. Così parla il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengono al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore, in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono, e con i suoi sacerdoti levitici, miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide mio servitore e i leviti che fanno il servizio in mio onore. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: non hai posto mente alle parole di questo popolo quando va dicendo: le due famiglie che il Signore aveva scelte le ha rigettate? Così disprezzano il mio popolo che agli occhi loro non è più una nazione. Così parla il Signore: se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte, se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore, e non prenderò più dai loro discendenti coloro che governeranno la discendenza d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, poiché io farò tornare i loro esuli e avrò pietà di loro. Preghiamo che il Signore possa parlarci e seminare la sua parola nel nostro cuore. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che, Signore, tu farai in questo momento. Ti chiediamo che il tuo Spirito, Signore, possa parlare al tuo popolo e che noi, Signore, possiamo veramente terminare questa nostra meditazione con la consapevolezza, con la coscienza che tu hai visitato il tuo popolo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Allora, per capire la forza, la profondità e la bellezza di questo testo biblico, noi dobbiamo inquadrarlo nel periodo storico corretto. Geremia era il profeta che, che alcuni discepoli, che alcuni teologi hanno considerato il profeta piangente. È un profeta che diverse volte nel suo libro dice di piangere per il suo popolo, e aveva tutte le ragioni per farlo, ovviamente. È un profeta che ha parlato per più di 50 anni, ha profetizzato per più di 50 anni nel regno del sud, nel regno di Giuda, e il popolo ovviamente non lo ascoltava. La sua vita è stata una vita veramente travagliata. Per 8 volte hanno congiurato a riguardo della sua vita. Una volta è stato gettato in una cisterna piena di fango, poi un'altra volta è stato gettato in prigione, un'altra volta hanno cercato di ucciderlo. Insomma, più volte è stato denigrato come persona, è stato insultato come persona, ed è una persona veramente che ha sofferto molto, no? E già nel 722 a.C., circa 100 anni prima della predicazione di Geremia, il popolo del nord, le 10 tribù tranne Giuda e Beniamino, erano state portate in cattività dal popolo assiro, e adesso nel 605 a.C., circa poco più di 100 anni dopo, stava arrivando un'altra invasione nel regno del sud, che era diventato anche lui idolatra come il regno del nord, e il popolo babilonese avrebbe deportato il popolo, avrebbe distrutto la città, avrebbe dato alle fiamme il tempio, portato via gli arredi a Babilonia. E voi sapete benissimo che quando specialmente il Tempio, che rappresentava per Israele il punto di riferimento, la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, sarebbe stato distrutto, allora la disperazione avrebbe cominciato a farsi strada nel cuore del popolo di Dio. Dio era stato costretto dal suo popolo, se così possiamo dire, no? A cacciarlo in cattività per 70 anni presso Babilonia, perché proprio il suo cuore era diventato un cuore idolatra, no? E cominciava a farsi strada nel cuore del popolo un sentimento di rifiuto da parte di Dio. Non so se avete
ha apprezzato bene insieme a me quello che il popolo stava pensando in quel tempo, no? E dice così, non hai posto, versetto 24, non hai posto mente alle parole di questo popolo quando va dicendo le due famiglie, ossia il regno del nord e il regno del sud che il Signore aveva stabilito, le due famiglie che il Signore aveva scelte le ha rigettate. Quindi questo sentimento che si era fatto strada nel cuore del popolo stava dicendo Dio ci ha rigettato, Dio ci ha rifiutato, Dio ci ha dimenticato, Dio ci sta cacciando in cattività, non abbiamo più speranza. E Dio ovviamente di fronte a questa convinzione profonda del popolo, che in realtà non era un pentimento ma soltanto un sentimento di insicurezza, allora Dio apre il suo cuore al popolo, dà delle parole a Geremia affinché Geremia conforti il suo popolo e il popolo comincia a pensare al carattere vero del proprio Dio. Veramente questo popolo non aveva capito chi era Dio in realtà, e lui comincia a dare delle parole di incoraggiamento al suo popolo parlando del suo patto, un patto talmente forte, un patto talmente strutturato, un patto talmente d'acciaio che nessuna disobbedienza umana avrebbe potuto distruggere, nessuna potenza umana avrebbe potuto stracciare, perché è un patto stabilito da Dio in persona, no? E questo è l'inizio di questo testo biblico. Noi oggi questa meditazione la chiameremo il patto di Dio come un'alleanza eterna, il patto di Dio come un'alleanza eterna. Il primo principio che io vorrei imparare con voi da questo testo biblico è la forza del patto che Dio ha fatto col suo popolo. Al versetto 20 ripetiamo insieme questo versetto biblico, testo biblico, che dice: così parla il Signore, se voi potete annullare il mio patto col giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore. Di fronte a questo senso di scoraggiamento da parte del popolo, Dio dice: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e con la notte, allora si potrà anche annullare il mio patto con voi. Questo ci parla della forza, della potenza, della struttura del patto che Dio ha fatto con il suo popolo. E Dio prende ad esempio i cicli vitali della natura. C'è qualche uomo su questa terra che può fermare il giorno e può fermare la notte? Beh, ecco, nello stesso momento la prima cosa che Dio ha fatto durante la sua creazione, lui ha creato la luce, separato la luce dalle tenebre, e quella regola, quella legge che Dio ha stabilito dall'inizio del Tempio è ancora oggi in essere. Nessun uomo può arrestare il ciclo del tempo, e Dio, per far capire al suo popolo qual era la forza del suo patto con lui, ha detto: guardate, se voi potete annullare il ciclo vitale del giorno e della notte, allora potrete annullare anche la forza del mio patto. Sapete che cosa voleva dire Dio in questo caso? Voleva dire: cari miei, il mio patto con voi non dipende da quello che voi fate, ma dipende esclusivamente da me. E se noi andiamo a vedere tutta la storia del popolo di Israele, ci viene veramente da ridere e da sorridere insieme al Signore in questo caso. Anche se il Signore stava soffrendo questo sentimento da parte del suo popolo, il Signore, io credo che a volte sia un Dio ironico, no? E in questo testo c'è una punta, un filone di ironia. Dice: siete capaci di spezzare il ciclo del giorno e della notte, allora sarete capaci anche di spezzare il mio patto verso di voi. Cari miei, se io vado a vedere la storia del popolo di Israele, è una storia incredibile da tutti i punti di vista, perché è stato un popolo
il nome stesso che Dio ha messo al suo popolo, Israel, vuol dire colui che ha lottato con Dio. Se io vado a vedere la storia del popolo di Dio, di Israele, è una lotta continua del popolo con Dio. Quando loro sono stati accompagnati fuori dai confini dell'Egitto, quando Dio ha mostrato la sua potenza attraverso le 10 piaghe, loro sono usciti con una grande gioia dai confini dell'Egitto, ma quando c'è stata la prima difficoltà, che non avevano acqua, loro hanno cominciato a lamentarsi e a mormorare contro Mosè, e questa lamentela e questi mormorii hanno accompagnato tutto il loro tragitto nel deserto, che è durato per 40 anni, quando doveva durare in realtà, secondo la parola di Dio, solo 11 giorni. E a causa di questi mormorii, a causa di questa loro disobbedienza e ribellione, hanno dovuto camminare con 40 anni nel deserto, ma il patto di Dio con loro non si è spezzato, perché Dio ha ricambiato la generazione ed è entrato nella terra promessa con la generazione di Giosuè, e in quella terra loro hanno abitato per 50 anni, poco più di 50 anni in pace. Ma poi, quando è finita la generazione di Giosuè, è cominciata la generazione dei giudici di Israele, e per 300 anni è ricominciato il ciclo del peccato in Israele, e purtroppo il popolo è caduto nell'idolatria più profonda. Il libro di Giudici finisce in un modo drammatico, dicendo che ognuno camminava per la sua via, ciascuno secondo il suo cuore, ciascuno secondo quello che gli pareva giusto di fare, non c'era nessuna unità. Ma Dio non ha spezzato il suo patto con Israele, e ha dato dei re a Israele affinché il popolo potesse essere guidato da un re. E per 100 anni circa, 120 anni circa, il popolo sembra che sia stato in pace attraverso i re, ma poi, dopo, verso la fine della vita di Salomone, l'idolatria è entrata di nuovo nel popolo di Israele. Che cosa è successo? Prima Dio ha portato in cattività il popolo del nord e poi il popolo del sud, li ha lasciati per 70 anni in cattività, no? Perché loro capissero qual era la loro profonda idolatria. Poi il popolo torna, sembra che per un periodo vada tutto bene, c'è il periodo intertestamentario in cui Dio sta in silenzio, e poi Dio parla in un modo straordinario al suo popolo, mandando chi? Mandando Gesù Cristo in persona, il suo Messia. E che cosa il popolo di Israele ha fatto? Ha crocifisso il Messia, ha rinnegato il Messia, e nel 70 d.C. Dio manda una disciplina, praticamente disperde il suo popolo su tutta la faccia della terra, e fino al XX secolo praticamente Israele non ritorna in patria, ma Dio non ha rinnegato il suo popolo. E guardate cosa dice la parola di Dio in Romani capitolo 11 versetto 27, perché questo testo dice che Dio, nonostante tutti questi su e giù spirituali, il suo patto ha una forza talmente grande nel corso dei secoli, che dice così, Romani 11 27: egli, e questa è una cosa che deve ancora succedere e succederà nel futuro, allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Cari miei, che cosa straordinaria il patto di Dio con il suo popolo. Dio non spezza il suo patto, Dio non spezza il suo patto, Dio non spezza il suo patto con il suo popolo. E guardate, io ho meditato tante volte su un altro testo che si trova in Filippesi capitolo 1 versetto 6, che dice: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. E mi ero sempre fermato, non so perché, che Dio ha cominciato in voi un'opera. Ma il testo non finisce così, dice il Dio che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Dio sta portando a termine un'opera buona con il suo popolo, con la sua Chiesa, con me e con te,
e la porterà a termine quest'opera buona fino al giorno di Cristo Gesù. Il suo patto con me e con te non si è spezzato, non dipende da quello che io e te facciamo, non dipende dalle nostre infedeltà, non dipende dalla nostra mutabilità, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio immutabile che non cambia i suoi piani. Immutabilità non significa che Lui è insensibile, immutabilità non significa che Lui è inflessibile, immutabilità significa che Lui perseguirà il suo piano nella mia vita, nella tua vita, con il suo patto, che è un patto talmente forte che non si spezzerà mai da parte sua, e neanche noi possiamo spezzarlo. Ossia, se io dovessi dirlo in termini moderni a questa cosa, direi che Dio non desisterà mai da noi. Dio non desisterà mai noi. Se noi potessimo spezzare il patto che Dio ha fatto col giorno e con la notte, allora anche il patto di Dio con noi potrà essere spezzato. Di cosa ci parla questo primo principio che troviamo in questo testo biblico straordinario? Ci parla della forza del patto di Dio con ciascuno di noi, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio immutabile e Lui non cambia idea su di me, non cambia idea su di te. Lui potrà cambiare il suo metodo di lavoro con noi, forse ci disciplinerà, forse ci sgriderà, ma sicuramente il suo patto non si spezzerà mai con me e con te. Se tu sei un po' scoraggiato e pensi che Dio ti abbia dimenticato, sia un Dio assente o sia un Dio inflessibile, non è così. Dio è un Dio immutabile, questo significa che non desisterà da ciascuno di noi. Ma c'è un secondo principio che io voglio imparare con te. Non soltanto Dio ha un patto forte, inossidabile, incrollabile con ciascuno di noi, ma il suo patto è un grande patto. La dimensione del suo patto è qualcosa su cui noi dobbiamo meditare. Allora guarda cosa dice al versetto 22 di Geremia 33, dice: come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide mio servitore e i leviti che fanno il servizio in mio onore. Io moltiplicherò la discendenza di Davide mio servitore. È interessante che Davide è quel re che ovviamente avrebbe rappresentato la figura del Cristo, no? Il re in eterno che avrebbe governato l'umanità per sempre, dall'eternità e per l'eternità. E Dio fa un focus in questo testo, dice che io moltiplicherò la discendenza di Davide. E finché noi pensiamo a quel Davide, no, che ha vinto il gigante Golia, io credo che lui sia veramente degno di essere il capostipite, no? La parte biologica della nascita di Gesù, degna veramente di essere accettata come un uomo secondo il cuore di Dio, che è diventato il capostipite di questa genealogia. Ma Davide non è stato solo stellare. Davide non è stato solo quello che ha sconfitto il gigante Golia. Noi troviamo un Davide nelle scritture ed è interessante che la scrittura non nasconde niente dei grandi uomini di Dio, no? Davide è anche il Davide che si è finto pazzo davanti al re di Gat perché aveva paura della vendetta di quel popolo dopo che lui aveva ucciso il gigante Golia. Davide è lo stesso Davide che ha ucciso per commissione un suo generale per rubare la sua moglie Betsabè, una bellissima donna. Quindi lui ha adulterato ed è diventato un assassino per commissione. È lo stesso Davide che ha contato il suo esercito per andare in battaglia quando aveva sempre contato sulle forze che Dio gli aveva dato per combattere. E quindi è un Davide anche debole, umano, fragile, che ha vissuto veramente delle sconfitte spirituali pazzesche, ossia dalle stelle alle stalle. Eppure Dio qua dice che la grandezza del suo patto con Davide
è stata una cosa straordinaria. Dice: io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore, mio servitore. E questo Davide era un Davide di quello che abbiamo appena parlato, molto diverso dal Davide che ha sconfitto il gigante Golia. Eppure Dio dice: io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore. E questo ci parla di una cosa straordinaria, che è la fedeltà di Dio. Nonostante la nostra infedeltà, Dio rimane fedele. E dice così, c'è un testo nel Nuovo Testamento che dice così, si trova in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 13, dice: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà, chiaramente. Ma c'è la seconda parte, che è una parte bellissima, dice: se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Che cosa meravigliosa! Dice: Dio non può rinnegare se stesso e quindi lui rimarrà fedele. Che cos'è la fedeltà? Ho letto un po' il vocabolario, ci sono diverse definizioni che il vocabolario dà della parola fedeltà, ma una in particolare mi ha colpito e dice così: fedeltà è essere uguali all'originale, essere uguali all'originale. E noi andiamo in campo musicale, no? Quando si parla di alta fedeltà, ossia un gruppo musicale, un cantante che registra una canzone, una musica, no? Un pezzo, lo mette su, ovviamente va messo su un supporto musicale, e poi questo suono in tante case, attraverso la radio, la TV, viene riprodotto. Ma per essere riprodotto secondo la fedeltà ci vuole un impianto di alta fedeltà, ossia che riproduca esattamente la cosa che l'artista ha pensato in origine. Dio ha pensato un patto grande con Davide, Dio ha pensato un grande patto con il suo popolo, Dio ha pensato un patto grande con me, con te. Le nostre vite sono utili per moltiplicare l'opera di Dio qua sulla terra, e ciò non dipende assolutamente da noi, dipende esclusivamente dalla grandezza del suo patto. Pastore, cosa vuoi dire? Che io posso fare esattamente quello che voglio e tanto Dio farà lo stesso la cosa? È ovvio che non sto dicendo questo, perché ovviamente più noi siamo fedeli, più Dio ci userà per la sua gloria. Ma c'è una cosa incredibile: quando io ragiono sulle scritture, veramente mi stupisco di quello che Dio dice al suo popolo, no? Mi ricordo della storia di Giona, che Dio gli ha detto: va a Ninive, va a evangelizzare il popolo di Ninive, perché è un popolo che io fra poco distruggerà, vai là, io ti metterò le mie parole nella bocca, ma tu obbedisci a me. E Giona cerca di andare lontano da questa missione che Dio gli aveva affidato, ma la cosa incredibile è che Giona sale su questa barca per scappare da Dio, cosa un po' strana, no? Per un profeta. È l'unico profeta che scappa da Dio nella storia dei profeti dell'Antico Testamento, e Dio manda una tempesta. Attraverso questa tempesta le persone che navigavano insieme a lui sulla barca si convertono, nonostante Giona fosse là sul fondo della barca a dormire come un ghiro. Ma loro capiscono che questa tempesta viene da Dio e che questa tempesta ha smosso non solo la barca, ma ha smosso anche le loro anime, e Dio converte quelle persone attraverso la cattiva testimonianza di Giona, ok? Ma Giona viene gettato fuori dalla barca, entra nel ventre del pesce, il pesce dopo 3 giorni lo vomita sulla spiaggia di Ninive, lui comincia a predicare e un grande popolo si converte attraverso la sua predicazione. Cari miei, nella prima parte della storia di Giona, sulla barca poche persone si convertono, e non dipende da lui, non dipende dalla sua testimonianza, dipende da quello che Dio fa nella vita di quelle persone. E nel secondo caso Giona entra nella città, tante persone si convertono attraverso la sua predicazione e Dio lo usa in modo esponenziale per salvare tante anime.
Quindi in un caso o nell'altro sempre Dio ci dice: il mio patto con voi è mio patto, è eterno, e io moltiplicherò la grandezza del mio patto con voi. Allora questo è un desiderio che noi dobbiamo avere nel profondo del nostro cuore. Come Dio è fedele, anche noi vogliamo essere fedeli, ma in ogni caso Dio farà la sua opera in noi e attraverso di noi, perché Dio è un Dio fedele che non molla i suoi. Cari miei, noi abbiamo bisogno di capire che nonostante sbagliamo tante cose, Dio non ci ha rigettato. Dopo una breve pausa per lavorare più a fondo nella mia e nella tua vita, Lui ingrandirà, espanderà il suo progetto, il suo patto attraverso le nostre vite. Quindi noi non abbiamo imparato soltanto che il patto di Dio è forte e incrollabile, ma il patto di Dio è un patto grande che moltiplica le benedizioni nelle nostre vite e nella vita di tante altre persone. Ma c'è un ultimo principio che io vorrei imparare con voi da questo testo biblico, che Dio parla proprio del suo cuore, ossia dell'autore del suo patto. Lui parla di se stesso, no? Parla di se stesso. Abbiamo parlato dell'immutabilità di Dio, abbiamo parlato della fedeltà di Dio, adesso parliamo del cuore del patto che Dio ha fatto, ossia del suo proprio stesso cuore. E io vorrei leggere gli ultimi due versetti che si trovano nel capitolo 33 di Geremia, che dice: così parla il Signore, se io non ho stabilito il mio giorno, il mio patto con il giorno e con la notte, e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore, e non prenderò più dai suoi discendenti coloro che governano la discendenza d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché io farò tornare i loro esuli e avrò pietà di loro. E questa ultima parte dice: io farò tornare i miei esuli e avrò pietà di loro. Anche quando Dio ci manda in disciplina, anche quando Dio ci dà uno stop nella nostra vita, non è mai perché Lui è un Dio adirato, non è mai perché Lui è un Dio che scarica la sua rabbia incontrollata su qualcuno. No, Dio è sempre un Dio, nonostante tutto, è un Dio compassionevole, è un Dio pietoso, è un Dio misericordioso, è un Dio di grazia, e il popolo e la storia del popolo di Israele lo dimostra chiaramente attraverso le scritture. Dio è un Dio misericordioso e pietoso. Sapete che cosa è successo quando il popolo di Israele è andato in cattività? Noi abbiamo tante volte purtroppo l'immagine di un Dio che castiga e che non va insieme al suo popolo. C'è un testo biblico nel libro di Ezechiele che mostra la gloria di Dio che lascia il suo tempio. E dice questo testo biblico che ci dà l'immagine della visione di Ezechiele mentre la gloria di Dio sale dal tempio e esce verso il Monte degli Ulivi e se ne va via da Gerusalemme perché la gloria di Dio, nonostante la disobbedienza del popolo di Israele, va ad accompagnare il popolo di Israele in cattività. Il nostro Dio è un Dio che, nonostante ci mette in disciplina delle volte, nonostante ci dice stop, Lui viene insieme a noi perché Lui non ci lascia mai, perché Lui è un Dio pietoso. Guarda che cosa dicono le scritture. Mentre il popolo di Israele era in cattività, Lui sapete che cosa ha fatto? Ha mandato un uomo di nome Daniele, e penso che ve lo ricordiate benissimo, che è diventato un primo ministro durante la cattività babilonese ed è stato un rappresentante d'eccellenza del suo popolo. Dio ha suscitato un uomo che stesse a fianco del re, che stesse a fianco del legislatore supremo di Babilonia per fare che cosa? Per dare buona testimonianza, per proteggere il suo popolo, tanto che il re Nabucodonosor, che ha vissuto proprio all'epoca di Daniele, che ha stabilito Daniele come
primo ministro, ha detto il Dio di Daniele non deve mai più essere toccato perché è uno dei più grandi dei che esista sulla faccia della terra. E questa è stata una grandissima testimonianza, ma Dio non si è fermato lì, cari miei, perché Dio non ha mandato soltanto Daniele in una posizione elevata nella carica sociale del regno di Babilonia, ma Dio ha mandato Ezechiele come un predicatore in mezzo al popolo, quindi nelle parti alte ha mandato Daniele e nelle parti basse insieme al popolo dove c'era più necessità per stare vicino al suo popolo, Dio ha mandato il profeta Ezechiele per parlare al suo popolo da vicino. Ma Dio non si è accontentato neanche di questo, e sapete perché? Perché quando è finita la dominazione babilonese nella storia di Israele, è arrivata una regina di nome Ester sotto la dominazione persiana che ha protetto il suo popolo da una distruzione, da uno sterminio completo. Perciò Dio ha mosso le sue pedine, la sua gloria ha seguito Israele e ha dato degli uomini che sono stati una consolazione in quella storia, in quel momento particolare della storia di Israele. E questa cosa ci fa vedere veramente che Dio non è un Dio inflessibile, Dio non è un Dio assente, ma Dio è un Dio pietoso, misericordioso, pieno di grazia, e questo ci fa vedere non soltanto, come abbiamo detto all'inizio, la forza del patto di Dio, non soltanto la grandezza del patto di Dio, ma ci fa vedere il cuore del patto di Dio. L'essere umano è portato, è predisposto alla paura, no? Adamo appena peccato, appena caduto nella trasgressione, la prima sensazione che lui ha avuto, ha confessato a Dio, ha detto: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. E penso che tutti noi passiamo per periodi, no, di paura di soffrire, paura di morire, paura di ammalarci, paura di perdere il controllo della situazione, paura di tante altre cose che purtroppo affliggono il cuore umano. Ma quando noi vediamo, ascoltiamo queste parole che vengono da Dio attraverso questi testi biblici che ci parlano di cosa Dio ha stabilito per ciascuno di noi, questo patto straordinario, bellissimo e forte, incrollabile per ciascuno di noi, allora la paura passa. Allora noi ci riposiamo nella pace del Signore e gustiamo veramente quello che il Signore ha in serbo per ciascuno di noi. E che tu possa insieme a me confortarti con le parole che abbiamo trovato oggi nella Sacra Bibbia, nelle sue scritture, e che tu possa prendere, afferrare questa speranza e portarla sempre con te. Che il Signore ti benedica, ti abbracci con il suo amore, con la sua misericordia e soprattutto ti avvolga con la consapevolezza della forza dell'amore del suo patto. Carissimi, dopo aver studiato la parola di Dio, meditato sulla parola di Dio, dopo aver lodato il Signore con le nostre voci, sicuramente a casa ciascuno di noi ha partecipato, adesso è il momento di ricordarsi di sostenere l'opera di Dio. In sovrimpressione voi troverete l'IBAN del conto corrente della nostra Chiesa. Io credo che dopo quello che abbiamo ascoltato da parte del Signore, del patto forte che Lui ha fatto con ciascuno di noi, un patto inossidabile, un patto incrollabile, perché non dipende da noi, dipende da Lui, noi abbiamo veramente di che ringraziare. E quello che noi possiamo fare è quello di offrire quel poco veramente che il Signore ci chiede, quando Lui veramente ci dà tutto, ci dà energia, ci dà intelligenza, ci dà salute, ci dà famiglia, ci dà una casa e tante altre benedizioni che non possono essere elencate nel giro di pochi secondi. Ed è per questo che noi dobbiamo veramente dare quel poco che Lui ci chiede attraverso
attraverso le nostre primizie. Che il Signore ci benedica e sii fedele all'opera di Dio, sii fedele con le contribuzioni, perché noi vedremo grandi cose succedere, perché Dio ama un donatore allegro, che tu possa donare con allegria, che tu possa fare del tuo meglio. Tutti noi possiamo fare del nostro meglio per sostenere quello che il Signore vuole fare su questa terra. Che il Signore ti benedica, un abbraccio e buona settimana nella presenza del Signore. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria dei secoli dei secoli. Amen. A te mamma regalo il mio amore infinito, lo faccio con un dono fiorito. A te mamma dono il mio amore profumato con un abbraccio che toglie il fiato. A te mamma mostro il mio affetto puro e sincero, ti riempio di baci e carezze di testo un filo. A te mamma offro questo delicato e profumato mazzolino, colto stamattina nel cuore del mio giardino. Auguri mamma! Onora tuo padre e tua madre, come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Deuteronomio 5,16. Buona festa della mamma! Questa è per te, mammina mia, per il tuo giorno speciale. Mamma, ti ho sempre amato, ti ho sempre adorato da quando io sono nato. I tuoi sorrisi mi mandano in crisi, l'ho detto ai miei amici. Ma non riesco a starti lontano, lo sai? Non riesco a salire neanche un piano, ai ai. Ma quando tu mi stai vicino, riesco a salire anche un grattacielo. Ci pianteremo il nostro pino con le radici fissate nel terreno. Le radici resistenti proprio come il nostro amore. Vieni con me e non aver timore. Tu che mi dai tanto affetto, il tuo abbraccio è proprio perfetto. Ma quando tu mi stai lontano, lo sai. Mamma, sei la migliore mamma del mondo! A scuola ho imparato tantissime cose, alcune fantastiche, altre curiose, ma l'amore e la vita a chi ha alto una spanna, mi può insegnare soltanto tu, mamma. Il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Numeri 6, 24, 26. Auguri mamma. Mamma, sei dolce e preziosa. Molto dolce e preziosa. Felice giorno delle mamme. Buongiorno delle mamme. Molto buongiorno delle mamme. A me mi piace del mio papà e della mia mamma. Io vado abbracciare loro, ora sono preziosi per me.